composto. Votare noi perché noi siamo liberi e siamo figli di questo popolo. La maggior parte dei candidati che ci sono oggi nelle liste sono dei candidati che sono sotto padrone e siccome si sono messi sotto padrone devono obbedire al loro padrone, che deciderà quali sono le liste, quali sono i candidati in ordine di fedeltà. Metterà primo quello più fedele, secondo quello meno fedele e così via di seguito. E questi signori, tu hai già parlato, allora questa fedeltà verrà premiata. Alla prossima tornata elettorale ci sarà un nuovo ordine a seconda della fedeltà che hanno mostrato verso i loro padroni. Il zanzarone che abbiamo sentito lì è solo il primo zanzarone. Adesso verranno gli altri. Per l'ex presidente. Sì, verranno gli altri zanzaroni a succhiare voti a questi poveri sardi che in colonia continueranno a credere a quelle baggianate che hanno già detto. Io chiedo ai sardi, controllate nella vostra memoria che cosa hanno detto questi qui soltanto 5 o 6 anni fa, le stesse identiche cose, e allora adesso ci dobbiamo credere perché le hanno ripetute. Tutto qui il problema.